piano regolatore del porto è stato fatto certamente, anche se va dal modo di Levante in poi, per cui non comprende la sua Alessanteria. Le parti di interesse dell'autorità portuale vanno dal modo di Levante fino a Porto Posci. Le parti del porto, le parti sul porto sono state pensate e progettate in concerto con il Comune di Cagliari, d'altra parte serve un'intesa col Comune di Cagliari, per cui c'è stato anche nell'ottica della progettazione una nostra presenza fissa. Avevamo all'interno della progettazione una persona che espressamente doveva curare gli interessi della città, è stato nominato, non vedo qui l'assessore locale, che era il tramite tra l'autorità portuale, tra l'autorità dello sviluppo del piano regolatore e il Comune di Cagliari, per cui non è stato fatto a dispetto della città, ma è stato fatto in stretta sinergia e riteniamo che quello che si è studiato sia veramente il volto nuovo di una città. Ho provato a ricordare cos'era nel 2001 il Mole Cnusa, che segnava il termine praticamente, era una banchina prevalentemente militare, la banchina Garau e il Mole Cnusa, con quel muro che divideva il nostro molo, praticamente quella era l'ultima parte della città che potesse essere percorsa, e neanche molto, perché era, diciamo, brustina. Ecco, nel Mole Cnusa, come avete visto, non c'è più quel muro, c'è il porto crociere, c'è il porto terminal crociere, c'è una passeggiata che avrà inizio a breve, che avrà la sua inaugurazione a breve, che fa sì che la città dal Mole Cnusa poi propaghi e promani verso Susicu e vada anche oltre a Sant'Elia. Quella è la nuova visione della città. Non c'è più nella via Roma ormeggiata la nave della Tirrenia, in vostra memoria, perché siete tutti diciamo non anziani come me, se vogliamo, ma tanto avete tanta conoscenza della città da aver percepito quelle che sono le differenze nel lungomare, cioè non sono più le navi del Tirrenia attraccate nel molo Sanità, ma sono adesso in un altro molo. Non ci sono più quelle 3 gru che erano qui nel molo Sant'Agostino, perché sono state eliminate di tutta fruizione sia di parcheggi che del nuovo imbarco della Tirrenia, per cui una città che, se uno pensa solamente com'era 10 anni fa, stenta forse quasi veramente a riconoscerla oggi. C'è un filo conduttore per cui noi, quando le cose le vediamo da più di 20-30 giorni, pensiamo che siamo sempre stati così, in effetti non è. La vostra memoria è tale per capire quello che è il cambiamento sul fronte del mare. Di più, il piano regolatore che è andato in attuazione adesso, il piano regolatore del porto, prevede anche all'interno del porto ulteriori modifiche che rendono sicuramente dal punto di vista diportistico di maggior interesse per la città, lo stesso porto, così come il settore della pesca troverà una sua collocazione nuova e diversa, perché se noi riteniamo che anche nella pesca si possa fare sicuramente qualcosa di più, se non altro per non perdere quell'occupazione che deriva anche dal settore pesca, che anzi potrebbe essere incrementata con una industria di conservazione dei prodotti. Ecco, diciamo che questo è lo sviluppo della città sul fronte del mare.